Cambio dei vertici dirigenziali alla regione, a deciderlo la giunta regionale targata Musumeci, che ha revocato con decorrenza dal prossimo 15 febbraio i dirigenti regionali scelti dal precedente governo Crocetta. Intanto l'esecutivo regionale avrà pochi giorni di tempo per decidere sulle nomine dei prossimi dirigenti, che potrebbero essere scelti tra vecchi e nuovi volti. Gli unici a non essere raggiunti dal provvedimento di revoca sono i dirigenti Giovanni Silvia e Maria Elena Volpes, che sono in procinto di andare in pensione. Voglio ringraziare tutti i dirigenti, afferma il presidente della regione Nello Musumeci, che hanno finora servito l'amministrazione regionale. Il criterio per le prossime scelte sarà quello della competenza e del rapporto fiduciario, come la legge stabilisce. Nel frattempo, raccogliendo l'auspicio dei giorni scorsi, abbiamo ricevuto tanti attestati di disponibilità che sono già oggetto di attenzione. Appare chiaro dunque che la futura squadra di dirigenti generali, conclude Musumeci, comprenderà volti nuovi e dirigenti già collaudati.